Giuseppe Migliore, console provinciale dei maestri del lavoro, una federazione che si occupa anche di orientamento scolastico verso il lavoro. Ecco, oggi presentate un programma delle vostre attività che inizierà proprio domani con un incontro con gli alunni all'Istituto Fermi. Ecco, le priorità di questa vostra iniziativa. Le priorità sono quelle di potenziare le competenze ai ragazzi e far sì che al sapere abbiniamo l'esperienza di noi maestri del lavoro, quindi mettere in pratica il fare e contemporaneamente metterle in rapporto alle possibilità che possa offrire il nostro territorio di prossimità. Infatti parleremo di orientamento al lavoro, orientamento agli studi, della cultura della sicurezza, di etica del lavoro, di imprenditoria giovanile, di nuove figure professionali nell'ambito della tecnologia informatica che avanza, e l'ultima giornata faremo incontrare questi ragazzi con esperti del territorio, del mondo dell'economia, della cultura, del sociale, per far sì che questi migliori nostri cervelli non sempre siano costretti a scappare fuori dalla nostra Sicilia. Ecco, quali istanze arrivano dai ragazzi alla luce delle vostre esperienze passate? Ecco, si sente il bisogno di questo incontro con una federazione che, come la vostra, rappresenta il mondo del lavoro? Sicuramente è un'istanza che è forte da parte dei ragazzi, perché la scuola non sempre riesce a dare anche una formazione, dà la cultura, il sapere, poi alcune competenze proprio solo quando si avvicinano al mondo del lavoro vengono a galla. Ci sono ragazzi che non sanno come presentare un curriculum di lavoro, come sostenere un colloquio di lavoro, e noi li guidiamo in questo percorso sperando di agevolare il loro inserimento proprio nel mondo lavorativo. Quale attenzione ricevete da parte delle istituzioni? Ecco, recentemente anche il Presidente della Repubblica Mattarella, con una funzione nomina i maestri del lavoro, no? E come correttamente ha appena detto lei, il Presidente della Repubblica riconosce nel valore dei maestri del lavoro un simbolo da trasmettere quindi ai giovani questi nostri valori che ci hanno alla fine portate ad essere insigniti con la stella al merito del lavoro proprio dal Capo dello Stato. È un riconoscimento di tanti anni di lavoro, di impegno, di dedizione, di socialità, e noi, nonostante adesso siamo in pensione, molti di noi sono in pensione, tentiamo di mettere in pratica proprio quello che è l'indirizzo del Presidente della Repubblica, che ci dice: voi siete dei fari nella nostra società.